Quante passeggiate insieme, quante volte mi raccontavi dei tuoi sogni e desideri e anche delle tue paure crescere insieme a te, com'era semplice. Quante notti a chiacchierare degli amori senza fine, nei tuoi occhi c'era il sole, tra le mani la tua vita e vivere ogni attimo della nostra età. E adesso di te non mi resta più niente, solo la malinconia che vive in me. Non ho più paura di morire, perché so che posso riabbracciare te, perché hai lasciato la vita, tanto tempo avevi ancora avanti a te. Ora sei nel cielo lì a volare e nessuno ti vedrà, perché adesso sei soltanto un'anima. Sento un brivido alla schiena, forse è la tua mano che mi sfiora. Piango e non ci credo ancora che il tuo cuore si è fermato. E come stai? Lo senti ancora quel dolore che ti ha portato via? Di te non mi resta più niente, solo la malinconia che vive in me. Non ho più paura di morire, perché so che posso riabbracciare te, perché hai lasciato la vita, tanto tempo avevi ancora avanti a te. Ora sei nel cielo lì a volare e nessuno ti vedrà, perché adesso sei soltanto un'anima. Ora sei nel cielo lì a volare e nessuno ti vedrà, perché adesso sei soltanto un'anima. Ma davvero complimentissimi a lei, ad Angelica Borrelli, cantautrice napoletana non vedente, che oggi, questa mattina, ci ha emozionato con questo suo brano intitolato Soltanto un'anima, e oggi avremo la possibilità di conoscere la sua storia, ma soprattutto il suo grande amore per la musica, che fin da piccola le ha permesso di incontrare quella luce che così si è sostituita ai suoi occhi e che da sempre non le hanno dato la possibilità di vedere. Io la accolgo con un grandissimo abbraccio, anche se sono qui distante. Complimenti Angelica, veramente Grazie, brava, grazie. brava, brava, brava. Buongiorno a te. Buongiorno. Tu sei una cantautrice, Sì. ecco, fin da piccola riesci ad incontrare la musica che in questo caso ti dà la possibilità, ecco, di sostituirsi ai suoi occhi. Sì, esattamente. Io grazie alla musica riesco ad immaginare, ma soprattutto a vedere quello che non posso vedere con gli occhi. Cioè, soprattutto se l'ascolto la musica con le cuffiette, entro in un mondo tutto mio ed è lì che parto con la mia immaginazione e vedo tutto quello, anche quello che non si può vedere normalmente. Angelica, intanto devo dire una voce veramente straordinaria, la tua, una Grazie. musica
altrettanto bella, ma quello che mi ha colpito personalmente è il testo di questa canzone. Sì. Credo sia autobiografica, c'è molto di tuo, della tua storia personale all'interno. Ricordiamo che tu le scrivi anche le canzoni, quindi sei anche autrice. Io sono autrice e sono anche musicista, sono il pianoforte. Ecco. Sì, diciamo che io solitamente mi baso tantissimo sulla realtà, cioè anche se è una storia che non mi appartiene, ma è comunque una storia vera che magari può essere di un amico mio, di un parente, di una persona che ho conosciuto. Quindi, magari che hai vissuto in passato, perché no? Anche questo, però la maggior parte comunque dei miei testi sono storie vere. E sono incentrati, come abbiamo potuto notare da questo bellissimo brano, sono incentrati soprattutto sull'amore. Allora io ti chiedo, che cos'è per te l'amore? Per me l'amore è tutto. Io penso che una vita senza amore non è vita. Certo, Sì, ho detto tutto. Infatti, e il tema dell'amore, ecco, diventa, possiamo dire, a 360 gradi, perché l'amore per la musica, in questo caso per te, è stato un qualcosa di salvifico, che ti porta, ecco, a vivere, come dicevi prima, in questo mondo tutto tuo, ma a trovare, ecco, quel tassello di felicità. Sì, la musica sì, è stato questo per me e ancora oggi lo è e lo sarà per sempre. Lo è stato fin da bambina, perché tu già da bambina scrivevi canzone, ti cimentavi proprio nel canto e sei sempre stata legata a questa forma d'arte. Una forma d'arte che poi ha anche un po' positivamente sconfinato in argomenti di natura sociale, cioè tu esprimi dei concetti che ti riguardano e che riguardano, credo, anche bene la collettività attraverso anche un impegno sociale forte. Sì. Io allora ho incominciato all'età di 6 anni, come hai detto tu prima, piccolissima, a studiare e a sfiorare i tasti di un pianoforte e a scrivere anche canzoni insieme a mio fratello, che è lui la mia spalla più forte, perché io e lui, insomma, da piccoli abbiamo sempre scritto, abbiamo sempre cantato e suonato insieme. Lui è il mio arrangiatore oggi, attualmente, ed è un grandissimo pianista, anche lui ama la musica come me. Che ti ha accompagnato oggi? Sì, no, oggi no, oggi lui non c'è a casa. Ti sta guardando però. Sì, penso di sì, gliel'ho detto, quindi penso di sì. Niente, quello che voglio dire è che io da piccola ho incominciato la mia passione per la musica e voglio raccontare la mia esperienza di come ho studiato la musica, perché essendo non vedente, quindi ho dovuto imparare il braille, che è la scrittura per non vedenti, cioè per chi non lo sa sono dei puntini che bisogna sfiorarli con le dita, con le mani. Sì. Quindi io voglio... Allora, per me, perché io ero già piccola, cioè già da piccola non ho mai visto, insomma in tutta la mia vita non ho mai visto. Quindi posso dire, non so se è difficile, come per voi che magari avete imparato a scrivere in nero, cioè io ho imparato invece a scrivere in braille, quindi non ti so dire. È il tuo codice. Magari sì, codice. per voi sarà difficile perché giustamente non avete idea, è un mondo tutto nuovo, però io posso dire che già all'età di 6 anni ho incominciato anche a studiare musica con la scrittura in braille e ricordo quanti pomeriggi interi che passavo a studiare musica con un libro grandissimo, più grande di me, in braille, che con una mano leggevo, perché ovviamente cioè, il braille si legge con la mano, e con l'altra suonavo il pianoforte e dovevo fare la stessa cosa sia per la mano destra che con la mano sinistra. Dopodiché dovevo ricordare a mente quello che avevo imparato, perché ovviamente chi vede legge lo spattito, no? Io invece lo dovevo ricordare, quindi ricordo, l'ho raccontato perché per me penso di aver sviluppato una mente... Una memoria palmare, se vogliamo. Ma per forza, altrimenti... Intanto oggi sei una grande testimonianza, sei una bravissima cantante, abbiamo avuto il piacere di ascoltarti questa mattina, però sei anche molto impegnata nel sociale, perché ecco, porti la tua esperienza laddove ecco, ci sono molte persone che hanno bisogno di essere aiutate e ancora non sono riuscite a trovare la loro ancora di salvezza. Come ti rapporti a loro? Io cerco sempre di dare un messaggio positivo. Sì, è vero, la mia è una difficoltà, ma io sto qui proprio per dire questo, è una difficoltà che si può affrontare, si può vivere benissimo a 360 gradi come qualsiasi persona normale. Infatti ho anche
dei bambini, sono una mamma di 2 piccoli, vivo una vita del tutto normale, quindi io mi apporto a loro cercando sempre di portare il messaggio positivo che il non vedente può fare di tutto, può essere felice come tutti quanti. Tutto questo è fantastico, Bellissimo però messaggio. consentici di dire che insomma come l'hai fatto tu è stato in maniera straordinaria, non certo ordinaria, perché comunque all'età di 6 anni scrivere Certo, musica, sì. appassionarsi, amplificare la propria memoria attraverso il linguaggio braille e riportarlo naturalmente attraverso la musica e il pianoforte è veramente qualcosa di sensazionale. Complimenti, veramente. Complimenti davvero Angelica Borrelli, soltanto un'anima, una straordinaria cantante ma anche direi una straordinaria donna e mamma. Grazie ancora. Pubblicità, poi di nuovo insieme.